dia tutto, BCTV, Itanova de Oie, di Treiki, del Capitani di Amizza e Vinti Kim, veremos a dire che non nos entendimos, provate los impegnos de carattere internazionale, ma come no, che tornamos a cominciare con sitte nuove relate al servizio de BCTV. Bene, damos una braita te da Saida, come te si presenta. Ecco, quasi presenta lui che lui libero perfettamente ribatto la nughetta in questi scampiani in funno, ma non mostra granché di importanza, insomma, quindi andiamo al suo strumento, ecco qua l'abbiamo posto, gli diamo una panoramica, un pacchetto pure strinta, ecco qua, si inchide questa bella turella, voi impara il niedas, però gli diamo, ite non ha sul Salavallo non ha da questa nughetta, restano in cui, viene a Sastrese, quindi che gli spalazzato viene a Sastrese, le roterie e poi cominciano un pacchetto a coguzzare. 29 gradi temperatura massima, da che 8 minima. Casa domenica, 28 gradi temperatura massima, da che 7 minima, coculato tutto il dia, e spalazzata verso 0 a 6 di roterie. Bene, come abbiamo tutto lo stoccamento del dolo, purtroppo ho questo storia Sasunni che si interro, in effetti su carro funebre l'ha posto collanne Como, l'ha posto, in Roma si che è morto Domenico Sanna con Domenico de Frascheddu, marito di Maria Grazia di Buriano, babbo di Marilu e Giulia. Si interra in vista, Zapato Treichi, a Sasunnichi, in Sacreglia di Sant'Iordi. Condolenze e pazienza a sa famiglia tutto. Poi abbiamo Sattero, a 82 anni, finché è morta Teresa Doneddu, Gatti a Mannu, mamma di Giorgio e Rita. Si interro è Domenica Battordichi, a sa 9 Chibbe e Sacreglia del suo miracolo. Condolenze e pazienza a sa famiglia. Tutto dai parti di Bizzi TV. Poi abbiamo l'ultimo Cartineddu, che è morto Micheli, è una sapienza si chiama Tantoni Micheli Carzino, con noto Cartineddu, ma marito di Paolina, babbo di Laura, Toni Bustiano. Parisco Samuzzere, è un'edicola oramai storica che tratta pure con la scuola, libro e arte. Priore Manno del Sant'Antioco, cada anno adempiata con festa di esame, recordas, missa e pranzo. L'intero è sabato, treichi, a Sal Battolo in Santo Iorgio. Condolenze e pazienza a sua famiglia tutta da parte dei Bizzi TV. Andiamo da innanzi, robot primitivo, che lei è una giornata nuova, la beste organizzatora, presentatora, studiosa, beste sulla Ruio, dell'artista Marcondino, sul robot primitivo, tenere a cara di un gigante di Montepramo, deste uno film, il BMHSM, girato tutto in Sardegna tramite Filming Italy Sardegna. Complimento di tutto a Ursula. Chiusura temporanea, si avvisa la gentile clientela che dal 14.09.25 al 28.09.25 il centro di revisione sarà chiuso. 29.30, aperti dalle 8.30 alle 14, dalle 14.30 alle 19. Le misure danne del centro di revisione ditta Carlo Fabio. Il nostro numero da telefono, se chiedete informazione potete chiamare. Poi andiamo al suo stoccamento, Craisa Zappata, in zona campi sportivo, cioè a Corsa di Cue, a questo sterrato che veste a questo scampetto di tennis, poi la ritirare chiamare sul telefono 348 78 150 80 che poi sul telefono del Bizzi TV. La scrive in occhio e la scherite inizia alla ritirare.
Poi questa bicicletta che è stata dimenticata sul campo sportivo, un marito scolato, non me l'hanno zappata proprio. Qualcuno l'ha vista, remunita, a posta banna, telefono e te ha sul telefono sempre dei vizi TV 348 78 100 che banda 80 battoli, l'ha dimenticato un pizzino, insomma. E poi se ne sta aumentato si ingrassa bicicletta non vi plus. Bene, poi tipo che in Barcellona, ecco io in questa manifestazione, mi si viene a destra, una manifestazione che intina e mista le persone, insomma, intanto io che sul palco. Bene, andiamo da innanzi, le fai da Museattero, un'edizione in forte crescita, Cortes Abitti, l'assessore Farina fa il bilancio della rassegna. È tempo di bilanci Abitti per l'evento Autunno in Barbagia che nello scorso weekend ha richiamato migliaia di visitatori e animato le vie, le piazze e le corti del paese barbaricino con iniziative ed eventi per tutte le età e tutti i gusti. Tra le novità culturali e artistiche di quest'anno, rispetto al ricco programma che da decenni offre l'edizione Bitese, ci sono state la straordinaria mostra Gracias, in cammino può quittare promessa, dedicata ai doni ex voto che nei secoli i fedeli hanno offerto alla Madonna della Santissima Annunziata. E il nuovo poi percorso itinerante che è il centro storico Caminos de Identitate, una installazione permanente tra nuove e antiche fotografie, accompagnate da audioguide scaricabili in QR code. Descrivono la storia di una comunità pastorale agricola non troppo lontana tra lavoro e momenti di festa, tradizioni e fede. Sicuramente è stata un'edizione dal bilancio positivo e con numeri in crescita rispetto all'anno precedente, ha sottolineato l'assessore comunale al turismo Cristian Farina, oltre ad un aumento delle presenze nei musei e nel sito archeologico di Romanseso, l'iniziativa ha registrato il sold out nella maggior parte dei punti di ristoro presenti nel centro abitato. Un ottimo risultato di vendita si è riscontrato nelle postazioni ove era possibile acquistare prodotti enogastronomici legati al nostro territorio, tra cui vini, birra artigianale, pasta fresca, seata e prodotti in pelle. Dietro questo bel risultato ha proseguito Farina, c'è l'eccellente lavoro svolto dagli uffici del comune, in particolare dalla dottoressa Palmas, responsabile turismo, cultura ed ambiente. È doveroso ringraziare anche l'Aspen, l'azienda speciale di promozione economica nuorese della Camera di Commercio, sempre attenta alle esigenze dei comuni, e poi gli operatori delle singole postazioni, senza l'impegno dei quali non esisterebbe Autunno in Barbagia. E infine numerosi visitatori e soprattutto a loro che si deve il bellissimo clima di festa che caratterizza questa manifestazione. Bravo, 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 Cristian. Andiamo da innanzi, allora sì, ai treni a idrogeno, a differenza adesso comitato che veste il numero, lei che sindaco Leda, ma com'è sulla tratta, sia ai treni a idrogeno sulla tratta per numero. Dopo 10 anni, tutto fermo, sulla linea ferroviaria Macomer-Nuoro, il progetto per il controllo centralizzato della circolazione dei treni conta su decine di milioni di euro per portare i livelli di sicurezza agli standard nazionali e consentire una riduzione dei tempi di percorrenza. I lavori appaltati dall'ARST anni fa non hanno portato a nulla. Lo denuncia Giuseppe Leda, ex sindaco di Macomer ed ex consigliere comunale. Un'importante novità in grado di modificare lo scenario e la decisione della regione di introdurre sulla Macomer Nuoro i treni ad idrogeno. Bene, andiamo gara da innanzi.
Parliamo di generazione Einstein, i primi passi, pronto un progetto per portare ET nelle scuole. Un'intera generazione di studenti sardi potrebbe crescere con lo sguardo rivolto alle stelle, ma i piedi ben piantati nella propria terra. È con questa visione che nasce Generazione Einstein, la nuova associazione fondata da un gruppo di docenti e cittadini per accompagnare il progetto dell'Einstein Telescope, il futuro osservatorio europeo per le onde gravitazionali, la cui possibile sede è l'ex miniera di Sosenatos a Lula. L'associazione è fondata da Paola De Muro, fisica ed ex assessora alla pubblica istruzione del comune di Nuoro, e Carlo Andrea Pensavalli, ricercatore dell'Università di Sassari. Si propone di costruire un legame stabile tra scuole, comunità e mondo della ricerca per fare dell'ET non solo un'infrastruttura, ma un'opportunità culturale e formativa per tutta la Sardegna. Complimenti. Complimento a chi è tutta questa bella iniziativa. Andiamo da innanzi. Allora, Todde, basta col difattismo. Sulla sanità c'è già il cambiamento, ma in mensus o in più. Allora, la Presidente della Regione replica al dossier della Fondazione Sardegna, registro tumori, CUP unico, telemedicina, nuovi iter per ridurre le liste d'attesa. Queste sono il registro tumori, non mi risulta che sia stato valuato, e poi vabbè. Il dossier della Fondazione Sardegna dice che la qualità assistenziale dell'isola è in costante degrado, questo almeno secondo la percezione dei pazienti. Secondo un sardo su 7 la sanità negli ultimi anni è peggiorata, soprattutto sul versante delle liste d'attesa, della carenza dei medici e della necessità di migrare per trovare cure adeguate, uno scenario che non trova affatto d'accordo la governatrice Alessandra Todde, che invece delinea un quadro del tutto differente. C'è chi continua a dipingere la Sardegna come un'isola dove tutto va male e nulla funziona, anche con dati che risalgono ai primi mesi dell'anno e non tengono conto degli ultimi 6, spiega la Presidente. Ho sempre fatto della trasparenza e della lealtà verso i cittadini il mio punto di forza. Non ho mai venduto soluzioni facili, né ho mai affermato che avremmo risolto tutto in poco tempo. Capisco da cittadina quanto sia ingiusto dover aspettare mesi per una risonanza, un attacco o un controllo, e mi arrabbio moltissimo da presidente quando leggo che tanti miei concittadini sono obbligati a partire per potersi curare fuori. Per questo oggi voglio ricordare alcune delle cose che sono state fatte in 17 mesi di governo, ed ecco l'elenco. Abbiamo riattivato reparti fondamentali in presidi ospedalieri chiave, come l'ortopedia a Iglesias e la senologia chirurgica a Nuoro. Abbiamo costituito la rete oncologica regionale, con protocolli uniformi all'accesso a terapie innovative disponibili oggi a Cagliari come in pochissimi centri in Italia. Abbiamo attivato le procedure per l'istituzione del registro tumori in Sardegna, abbiamo avviato l'AUB del farmaco per garantire acquisti centralizzati e distribuzione equa in tutta l'isola, abbiamo completato la sperimentazione di telemedicina e telediagnosi. In questo siamo una delle regioni all'avanguardia in Italia. Abbiamo avviato la presa in carico territoriale dei pazienti cronici. Si parte con i malati di diabete e a seguire con i cardiopatici e i pazienti affetti da broncopneumopatie. Abbiamo avviato il percorso per l'ospedale dei bambini, che potrà diventare un punto di riferimento nazionale anche nella ricerca e puntare ad ottenere il riconoscimento come IRCS. Abbiamo rilanciato i laboratori di ricerca di ricerca traslazionale
con progetti innovativi come il sequenziamento del genoma della popolazione sarda presso il parco di Pula. Vabbè. Allora, elencato tutta questa bella cosa, decarbonizzazione dell'isola, c'è il decreto rigassificatori ad Oristano a Porto Torres. Cani, su assessore, narra, ora avanti con la rete del gas. De Pascale, passo decisivo per la competitività. Naura Bennanti, erogazioni di gasolio truccate, scoperte 4 distributori irregolari. Quindi pure in spero che non sia questo in un rifornio io. Operazione della Guardia di Finanza nell'Hinterland di Sassari a Olbia. Sequestrato un impianto che riforniva molto meno carburante di quello segnalato. Le telefonate di qualche automobilista al 117 hanno rappresentato la conferma di un fenomeno che prende sempre più piede. Ho fatto il rifornimento di gasolio eppure il serbatoio della mia macchina è tutt'altro che pieno, cioè non si pariata, c'è marcaiata 70 litri e poi invece 60 litri non li prendo, come magari ve lo prendevo prima. Quindi va capito controllo. Sono 4 gli impianti di distribuzione di carburante interessati, 3 si trovano nell'Hinterland di Sassari e 1 ad Olbia. Sono quindi scattate sanzioni nei confronti dei titolari, ma anche una denuncia penale e il sequestro dei 2 erogatori. Le principali condotte illecite hanno riguardato in particolare cartelloni incompleti, prezzi non comunicati al Ministero e tariffe speciali mai esposte, anche se l'irregolarità più grave è stata riscontrata quando i finanzieri, con il doppio decalitro in mano, strumento che viene usato per questo tipo di verifiche, hanno scoperto una colonnina diesel che erogava molto meno di quanto segnato. In 3 prove consecutive risultavano fino a 30 centilitri in meno ogni 20 litri. Per il codice penale è un reato e si chiama frode nell'esercizio del commercio. Quindi state attenti, controllate più o meno così marcata, cioè canto bignistaiata, così poi invece non vi prenata, manco che in tanto che renare che vi mancata, che batta a carchi imbroglio. Dermatite bovina e allarme sociale. Abbattimenti e vaccini al centro dell'incontro tra allevatori, esperti e regione. Abbiamo approvato una legge e fondi per 30 milioni di euro. Ora collaborate. La dermatite modulare bovina non è più solo un problema sanitario. Ieri registrati altri 2 focolai a Bitti, uno a Orgosolo e uno a Budusò, quindi battapito pure 2 focolai a Bitti in un bel giorno. Ma nell'isola si è trasformata in una crisi sociale ed economica che mette in pericolo le comunità rurali. E il messaggio emerso dal convegno organizzato a Ghilardo dall'Unione del Wiltshire con allevatori del centro Sardegna, esperti ed amministratori che hanno contestato l'approccio della regione troppo drastico. Troppo drastico. Però poi dermatite bovina. Belgaro. L'accusa: non possiamo distruggere il nostro patrimonio zootecnico, ha dichiarato Salvatore Pes, sindaco di Sedilo. Non è solo un'emergenza economica, ma un allarme sociale e ambientale. Serve una soluzione che rispetti la realtà dei territori. Pes ha denunciato l'applicazione rigida delle norme europee, che ha portato all'abbattimento di migliaia di capri, spesso sani e vaccinati. Si privilegia l'aspetto più duro della legge, ignorando la tutela della biodiversità. La difesa: a difendere la giunta regionale e l'assessore dell'agricoltura Gianfranco Satta. Dal primo focolaio del 21 giugno, in 2 mesi e mezzo abbiamo vaccinato oltre il 70% dei capi, abbiamo creduto
nella scienza, ha approvato una legge con 30 milioni di euro di fondi. Gli indennizi saranno vincolati alla regolarità fiscale e alla vaccinazione, criteri che risultano di escludere chi è già in crisi. Ci aspettiamo collaborazione, ha detto Satta, servono anche risorse statali, il Ministero deve dare risposte rapide. Itinerarono gli esperti, il ricercatore Salvatore Boia ha messo in guardia dai rischi della campagna. Il ceppo vaccinale risale al 1953. Vaccinare in piena epidemia può generare varianti più aggressive, è un rischio enorme. Boia ha indicato cure alternative, bicarbonato, ivermectina, antinfiammatori, echinacea. In altri paesi senza abbattimenti la malattia è scomparsa. Diversa la posizione di Enrico Vacca, direttore del servizio di sanità animale dell'ASL di Oristano. Gli allevatori hanno capito l'importanza della profilassi. In provincia abbiamo vaccinato l'87% dei capi, circa 52.000 su 60.000. Siamo fiduciosi di contenere il contagio e limitarlo al solo caso di Cuglier. Nei prossimi giorni verrà programmato in regione un altro incontro. Vabbè. Rinnovabili senza freni, il governo apre all'assalto. Beh, è chiaro, il governo posi speculazione può anche della Sardegna una aubo energetico, produrre procedure semplificate, l'assessore narra invase le nostre competenze, ci opporremo. Sì al metano nell'isola, navi a Porto Torre, se riparte Fiume Santo, che a Fiume Santo come il film, e poi Atera a Oristano. Stanno preparando il saccheggio. I comitati si appellano al Consiglio regionale. I comitati entrano a gamba tesa sul decreto della Presidenza del Consiglio, proposto dal Ministero dell'Ambiente. Apre le porte all'accelerazione del saccheggio dell'isola, dietro la maschera della decarbonizzazione, dice Luigi Pisci del Comitato Sacidano. In aperta antitesi con la Pratobello 24 e tutte le altre soluzioni proposte dai comitati che vietano gas e fossile e magari installano pannelli su quanto già cementificato e utilizzato dall'uomo. Il governo decide di condannare la Sardegna con cavi, gas, pale e consumo di suolo attraverso infrastrutture, impianti e batterie di accumulo che trasformeranno il territorio dei sardi in una gruviera elettrica per conto terzi, conclude Pisci. Meno male. PD Comandini si commuove e avvia la svolta. L'ultimo discorso da segretario. Il partito è unito, avanti così. Omicidio, siamo in politica internazionale, omicidio Kirk, catturato il killer, bella ciao, inciso sul proiettile. Poi vabbè, questa cosa chissà come è l'ha inteso, è un 22enne, il mondo maga invoca la pena di morte, cioè il generale Trump invoca la pena di morte, specialmente che hanno toccato uno del suo. Penso con un alto grado di certezza che lo abbiano in custodia. Donald Trump ha voluto annunciare di persona l'arresto del presunto killer del giovane attivista maga Carly Kirk. Era nelle mani dell'FBI, FBI, no, FBA, però è da giovedì sera, ma il presidente ha atteso di essere intervistato il giorno dopo, di prima mattina, sui divani di Fox e Friend per rivelare al paese la svolta nelle indagini e ha appetito la pena di morte.
Andiamo da innanzi il Galo e vamos in che sit-in all'arrivo del volo da Israele. Oggi ancora proteste contro i turisti da Tel Aviv. Nessuna pace per chi vive di guerra, che siano soldati dell'Israel Defense Force spediti nell'isola perché uccidere stanca o indipendenti in vacanza premio di una società di telecomunicazioni collusa con l'esercito. Hamas è scampato al raid, cioè praticamente il raid israeliano che ha fatto pochiere questo dirigente e questo si l'ha scampato. Il leader palestinese era tra gli obiettivi dei bombardamenti. Dopo giorni di silenzio, Hamas esce alle scoperte e afferma che Khalil Aya, capo negoziatore e uno dei leader di spicco dell'organizzazione palestinese, non è morto nel raid israeliano a Doha, dove sono invece stati uccisi il figlio, alcune guardie del corpo e un poliziotto qatarino. Senza fornire alcuna prova o fotografia, Hamas ha affermato che Aya è vivo e ha partecipato in Qatar a una preghiera funebre per il figlio e per gli altri uccisi nel bombardamento del 9 settembre, però fotografia non si ne idete. Andiamo a tankare. La NATO promuove Sentinella dell'Est per rafforzare il confine orientale dell'UE dopo che va visto questo drone, schimbe drone russo. L'annuncio del segretario Rutte come reazione ai droni russi sulla Polonia, segretario della NATO naturalmente. Palestina e Israele, sì dell'ONU, a un assetto con due stati distinti. Storica risoluzione a New York. L'Italia fa i favorevoli, contrari gli USA. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato a larga maggioranza la cosiddetta Dichiarazione di New York, una risoluzione che delinea passi concreti e vincolanti verso una soluzione a due stati tra Israele e Palestina, senza il coinvolgimento di Hamas. La risoluzione presentata da Francia e Arabia Saudita è stata approvata da 142 paesi, condanna l'attacco di Hamas del 7 ottobre e richiede il rilascio immediato di tutti gli ostaggi detenuti dall'organizzazione. Tra i contrari, oltre a Israele e Stati Uniti, si registrano Argentina, Ungheria, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nuova Guinea, Paraguay e Tonga, mentre 12 paesi si sono astenuti. Bene, che in questo tancamo si teneva le oie e come si interro e non capacco e poniamo la sigla di tancatura che però non queda ridendo e quindi la cerchiamo la stappiamo, vediamo un po', riusciamo a stappare in qualche loco. Eccola qua, tancamolo, la de oie tornare un saluto a Cilia Coduri e a Nina Carai e a tutti lo schifo ascoltare o che l'ascoltano pure in podcast come giornata. A Menzo il Vidaretti, buona tutto da Bizzi TV, adiosu e Menzo